Buon pomeriggio, edizione straordinaria dei nostri notiziari. In primo piano subito il consueto report regionale. Rispetto alla giornata di ieri sono 143 i casi positivi in più, quindi attualmente in Veneto i casi sono saliti a 9.925, mentre nella nostra regione le persone in isolamento domiciliare sono 9.533. Diminuiscono i ricoveri in ospedale, i pazienti ricoverati per Covid-19 sono oggi 1.189, meno 16 rispetto a ieri, ed in calo ormai da diversi giorni anche il numero delle persone in terapia intensiva, 140 in Veneto oggi, meno 23 rispetto alla giornata sempre di ieri. Sono purtroppo invece 19 i decessi in più. Dal 21 febbraio, quando è esplosa questa emergenza sanitaria, i morti sono 1.008, mentre sempre dal 21 di febbraio le persone dimesse dagli ospedali sono 2.316. Ed ora dovremmo, lo vedo già sullo schermo, collegarci con Mario Pozza, Presidente Unioncamere del Veneto. Buonasera, vediamo se riusciamo ad avere il collegamento. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Dunque, anzi, buon pomeriggio ancora. Senta, oggi si dice pronti a rispondere alla richiesta di aiuto dei capoluoghi veneti, mentre allo studio ci sono provvedimenti ulteriori a sostegno del reddito e dei settori più colpiti come il turismo. Lo ha confermato il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta in videoconferenza con i colleghi Variati e Andrea Martella. Che cosa pensa? Ma speriamo che non sia l'ennesimo annuncio e che poi si traduca in tempi molto lunghi. Ben vengano gli aiuti, ma noi abbiamo bisogno di aiuti per ripartire più che sostenimento al reddito. Perché? Perché le imprese devono mettersi in moto, altrimenti se continuiamo su questa strada conteremo migliaia di chiusure, e questa è la vera preoccupazione. Non si mette in moto il sistema economico dal mattino alla sera, e quindi ci vorrà anche il suo tempo, che si parta il 4 di maggio, ma per arrivare ai 4 di maggio operativi tutti è impossibile, perché la filiera dell'approvvigionamento non c'è, è ferma. Già si stava inceppando prima del blocco totale, figuriamoci adesso. Poi sappiamo che il malato importantissimo per il Veneto è il turismo, nel senso che il turismo non vuole dire solo alberghi e ristorazione, ma tutto l'indotto, le assistenze che ci vogliono attorno a queste attività, e quindi direi che è importantissimo che il turismo ovviamente sia sostenuto, perché rischieremo appunto di non poter soddisfare quando ci sarà la ripartenza ovviamente tutte quelle aspettative che i nostri turisti quando vengono trovano nei nostri alberghi, ristoranti e attività commerciali in essere. Oggi il governatore Zaia ha detto che il Veneto è pronto a ripartire anche prima del 4 maggio, quindi è l'attesa del governo. Ma confermo, anche perché noi come Camera di Commercio, che siamo i detentori dei codici Ateco, abbiamo i numeri e quindi sappiamo quante sono le attività che potenzialmente possono riprendere. E come dico, ci sono attività che potrebbero aver già ripreso da parecchio tempo, perché le attività monocellulari, quelle in sostanza che non hai dipendenti, perché le dobbiamo tenere chiuse? Chi contagiano? Ci sono tantissime attività che potrebbero essere già operative da tanto tempo. È che probabilmente in queste commissioni ci sono troppi professori, troppi docenti e poca esperienza lavorativa nel campo. Non ci sono pochissimi rappresentanti di associazioni, nella fattispecie segnalano c'è solo Confindustria, che ovviamente ha una visione di grande impresa più che della piccola, e sento lamentarsi un po' delle altre associazioni di categoria che dicono ma a questi tavoli ci dovrebbe essere effettivamente chi lavora, chi produce, chi sa cosa consigliare. Lei prima diceva il turismo è una ovviamente delle categorie che è rimasta più colpita. E tutti si stanno attrezzando, adesso anche abbiamo sentito dall'Union Mare, insomma le spiagge si stanno attrezzando, stop agli ambulanti. Ripartirà questo turismo? Ma deve ripartire, perché è il 50% del nostro PIL veneto, e non solo veneto ma anche italiano, è molto importante. E noi sappiamo benissimo quanto conta il turismo non solo per le spiagge ma per le città d'arte, per la montagna, per il lago, e quindi è indispensabile che si rimetta in moto. Il nostro timore è che
tante attività non riapriranno e queste attività o questi alberghi potrebbero andare in mano alle grosse catene o al malaffare, e quindi c'è bisogno effettivamente di un sostegno, di una programmazione, di una promozione. Cito un esempio: oggi avevamo una conferenza con oltre 200 aziende per un bando europeo proprio per cercare risorse in modo tale da poter ripartire tra qualche mese o quanto prima, anche sfruttando quello che la comunità europea può mettere a disposizione in tema di bandi. C'era tutto il Veneto in sostanza. Ecco, altra cosa sono i ristoratori, gli esercenti, insomma non si parla di riapertura, adesso loro anche da Padova lanciano un appello, almeno permetteteci di fare le consegne a domicilio su prenotazione, almeno questo. Che già lì è un costo, perché un ristoratore deve strutturarsi per le consegne a domicilio e quindi sarebbe un inizio di apertura, ma non possiamo pensare di immaginare che una capacità di un ristorante venga ridotta al di sotto del 50%. Allora lì cosa succede? Che lo staff dovrà essere alleggerito, quindi ci saranno licenziamenti, quindi la sicurezza ci vuole, per carità, però con un po' di consapevolezza che ci sono anche dei limiti, sia dal punto di vista delle relazioni, ovviamente, ma anche dal punto di vista imprenditoriale. In un'azienda vale molto il costo della produzione, no? E lo vale anche per il ristoratore. Se tu hai tanti camerieri, tanti cuochi e l'ambiente di una certa grandezza, quindi pagherai le tasse in proporzione anche al plateatico, in base a quanto è grande, alle insegne, insomma ci sono costi veramente sostenibili solamente se tu fai dei numeri. Se questi numeri ti vengono ridotti nella tua attività, almeno che ci sia concesso nella tua attività di mescita quotidiana, ci sia concesso nel portare a casa ovviamente i pasti o quello che è. Ormai si parla da giorni di questa famosa fase 2, una graduale riapertura, non si capisce ancora bene chi apre, chi non apre, tutti in attesa di questo 4 maggio. Però insomma dal governo si stanno proprio attendendo ormai delle risposte. Sì, ma come dicevo prima, non era per far polemica, però io ho visto anche nel tavolo quello famoso guidato da Colau, abbiamo professori universitari, abbiamo avvocati, commercialisti, non vedo un rappresentante del turismo, non lo vedo, non credo ci siano tanti rappresentanti del mondo dell'economia, se non che solo docenti, cioè, viva Dio, come ho detto prima, questa gente è mai entrata in una fabbrica, è mai entrata in un albergo, in un ristorante, in un camping, sa come funzionano queste cose. Cioè, per calare anche dei provvedimenti bisogna anche capire com'è la filiera della produzione, com'è la filiera della ristorazione, degli alberghi e quant'altro. Altrimenti nella carta si può tutto scrivere, ma dopo tradurlo nei fatti ovviamente sarà molto più difficile. E ieri l'assessore Donatan diceva hanno avuto davvero tanto tempo, 2 mesi, per poter capire come ripartire, chi fa ripartire, siamo invece arrivati a ridosso della data e ancora è tutto molto poco chiaro. È poco chiaro. Noi abbiamo sostenuto il documento che il Presidente Zaia ha presentato per la ripartenza, perché è un documento condiviso con le categorie economiche, tutte quante, in modo tale che una realtà come la nostra, che ha un suo peso nell'economia nazionale, che ne sta uscendo, grazie a Dio, in maniera direi molto più rapida rispetto alla Lombardia e all'Emilia Romagna, possa iniziare questo percorso di sperimentazione e che si può ritarare durante il percorso, però è condiviso e quindi se venisse accettato sarebbe un bel viatico per tutto il sistema economico. Cosa vi aspettate proprio come Union Camere dal governo? Ma guardi, noi siamo un po' delusi dal governo purtroppo, perché abbiamo dato la disponibilità di mettere in campo anche il sistema camerale italiano all'estero per la promozione del sistema paese, non solo quindi del manifatturiero, ma anche per quello che riguarda il turismo. E purtroppo il governo non l'ha ancora presa in considerazione, nonostante ci siano state anche delle interpellanze parlamentari. Ricordo che noi abbiamo 75 camere di commercio italiano all'estero in tutto il globo, con oltre 115 sedi, gente che lavora, che opera in quei paesi, che li conosce e che
possono dare un contributo fondamentale, uso questo termine, perché la tipologia delle nostre imprese è una tipologia di piccole e medie imprese, non di grandi imprese. Il 90% delle imprese in Italia è sotto i 20 dipendenti e di conseguenza l'approccio per i mercati esteri lo si fa con chi li conosce, e l'ICE come strumento per l'esportazione è tarato sulla grande impresa, ma la grande impresa già si arrangia, e quindi arrivare a quei milioni di potenziali di esportatori che potrebbero essere i nostri imprenditori italiani, non puoi arrivarlo con l'ICE, lo puoi arrivare con quello che già c'è, basta solo sfruttarlo. Purtroppo non si ha neanche la conoscenza all'interno del nostro paese di quali possono essere gli strumenti da mettere in campo. Ecco, le aspettative per questo 4 maggio sono tante, però appunto come abbiamo detto prima, poche sono le cose chiare. Qual è secondo lei la categoria che rimarrà ferma? Ma indubbiamente quello che riguarda il mondo delle professioni sanitarie ovviamente è quello più a rischio. Poi abbiamo una preoccupazione per quanto riguarda nelle professioni dei parrucchieri, acconciatori, le estetiste, che qui poi c'è anche un altro fenomeno, c'è molto lavoro in nero in questo momento che sta girando per le case, di conseguenza non anche con problemi di diffondere il virus, e perciò lì ci dovrebbe essere quanto prima da parte del governo un provvedimento anche di chiarezza su quando questi potranno riniziare la loro attività e che tipologia di sicurezza devono mettere in campo. Sono apertissimi a questo, purtroppo sono inascoltati, ma come dicevo è inascoltato un po' il mondo della produzione, si guarda troppo a senso unico. Il nostro mondo è molto variegato ed è anche la specificità che ha l'Italia, e per fortuna che questa specificità ci ha salvato fino adesso. Se fossimo omologati come in certi paesi non saremo nelle condizioni che saremo adesso, saremo ancora peggio, e quindi dobbiamo anche capirlo questo, e questo lo si capisce solo se c'è un confronto e un dialogo aperto, e poi ovviamente spetta alla politica decidere. Un'ultima domanda, il Veneto non può più aspettare? No, non possiamo aspettare. Stavamo per uscire dalla crisi del 2008, che è stata una crisi durissima. Un altro settore come quello dell'edilizia, che ha perso oltre il 50% delle imprese, è fermo, per dirle, e non può permettersi di rimanere fermo ancora. Il settore dello sport system, per dire, e del sistema moda, stanno già lavorando ai campionari del 2022, non del 2021. E questi sono fermi. Se noi non andiamo avanti nella produzione, nella progettazione e di conseguenza nella produzione, non venderemo all'estero, venderà la concorrenza, come sta lavorando la Germania, come sta lavorando la Francia, la Spagna e altri paesi. Qui da noi vogliamo complicarci troppo la vita e non possiamo permettercelo come sistema paese, perché abbiamo un indebitamento molto molto importante e sarà ancora di più. E quello che ci preoccupa è quello che accadrà a Bruxelles nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Come ne verremo fuori? Punto di domanda. La ringrazio, grazie davvero a Mario Pozza, grazie per essere stato con noi e averci spiegato questo. Ci aggiorneremo sicuramente anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per capire che cosa veramente accadrà questo 4 maggio. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a voi. Dunque, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo accennato, commentato con Mario Pozza, l'aggiornamento dei provvedimenti allo studio del governo da parte dei 3 sottosegretari veneti Baretta, Variati e Martella, sostegno al reddito, occupazione e controlli, 3 temi trattati. Vediamo se la regia può mandarci in onda il servizio proprio su questo. Il servizio di Baretta. Se riusciamo a mandarlo in onda. Pronti a rispondere alla richiesta di aiuto dei capoluoghi veneti, mentre allo studio ci sono provvedimenti ulteriori a sostegno del reddito e dei settori più colpiti, come il turismo. Lo ha confermato il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta in videoconferenza con i colleghi Achille Variati e Andrea Martella. Mi sembra importante dire che il governo ha davanti a sé con molta chiarezza i problemi che sono stati presentati. Siamo pronti a rispondere sul trasporto pubblico locale, per il quale sono stati stanziati una prima intervento di 600 milioni. Stiamo lavorando a un contributo significativo
per i pagamenti dei debiti commerciali. Lavoro e reddito, confermata la cassa integrazione guadagni, aggiunge Baretta, che conferma il passaggio da 600 a 800 euro del bonus autonomi e sottolinea come sia allo studio un piano specifico per il turismo. Un intervento di sostegno al turismo che è fatto di ammortizzatori da un lato, ma anche di finanziamento, direi, della possibilità di poter usufruire di spazi turistici anche per le famiglie, anche in questa difficile estate che abbiamo di fronte. Attenzione alla lunga mano della criminalità organizzata sulle risorse messe a disposizione dal governo, ammonisce il sottosegretario all'interno Achille Variati. Ecco perché bisogna essere assolutamente tempestivi nelle erogazioni della liquidità per la liquidità delle imprese al fine di evitare queste infiltrazioni. Ma attraverso le prefetture ci saranno controlli stringenti. Questione scarcerazioni e controllo domiciliare che sta molto facendo discutere. Complessivamente in Italia sono stati attivati 5.200 braccialetti elettronici, ce ne saranno adesso altri 3.000. Per il Veneto i braccialetti elettronici attivati sono 164. Da parte sua il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, ha commentato i dati sull'occupazione in Veneto, 50.000 posti di lavoro persi dall'inizio delle restrizioni, e lo ha fatto rivolgendosi alla Regione Veneto. Mi auguro, come al solito lo dico con spirito costruttivo, che anche dalla Regione Veneto in questi giorni venga un piano per la rinascita economica. Vedo che altre regioni si stanno mobilitando, penso che il Veneto, oltre alla gestione dell'emergenza sanitaria, dovrebbe indicare qual è la strada che la Regione vuole mettere in campo per fare in modo che il nostro sistema produttivo, oltre alle scelte che sta facendo il governo, possa essere sostenuto. 3 nuovi studi clinici per il trattamento del Covid-19 sono stati autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco. I nuovi studi coinvolgeranno diversi centri clinici e riguardano un anticoagulante, un farmaco per la gotta e uno per l'artrite reumatoide. Il primo, spiega l'AIFA, è uno studio multicentrico coordinato dall'Università di Bologna che valuterà sicurezza ed efficacia di un anticoagulante nel trattamento di persone con quadro clinico moderato o severo. Il secondo invece è uno studio randomizzato coordinato dall'Università di Parma che studierà la sicurezza e l'efficacia dell'antinfiammatorio già oggi utilizzato per la gotta in pazienti con Covid-19 e polmoniti in condizioni però stabili. Il terzo invece è uno studio randomizzato di fase 2 coordinato dall'ospedale universitario pisano che valuterà invece l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di un altro farmaco per il trattamento dell'artrite reumatoide in aggiunta al trattamento usuale in pazienti Covid con polmoniti. Abbiamo parlato finora di questo 4 maggio, della riapertura graduale o meno di alcune categorie, e però rimane il problema anche della scuola, maturità, che cosa accadrà a settembre, tutto ancora in attesa, tutto ancora poco chiaro. L'abbiamo chiesto proprio ieri in collegamento Skype a Elena Donazzan, l'assessore regionale all'istruzione. Sentite. Io lo sto dicendo da almeno un mese, anche attaccata da più parti, perché ho detto delle cose che registravo da insegnanti, famiglie. Dico, quando inizia il mondo del lavoro, che cosa succede dei minori, cioè dei bambini proprio più piccoli, quelli che non possono avere l'autosufficienza di stare a casa da soli? Non so, un ragazzo di 16 anni, immagino che abbia un po' di responsabilità, ce l'abbia, la sua famiglia gliela possa dare. Ma un bimbo di 10 anni non può mica stare a casa da solo. Senza la scuola, senza un'idea di come rientrare, con che modi, anche lì, con che modalità, più turni, mattino, pomeriggio, giorni alterni, classi dimezzate, qualcuno ci dirà qualche cosa, battono un colpo? Il presidente Zaia ieri ha scritto una lettera dove dice: ci dite quali sono le alternative? Ci dite quando si dovranno decidere alcune cose? Perché il ministro Azzolina ha dichiarato che la scuola era finita di fatto il 1° aprile, che non era neanche un pesce. Eppure ad oggi, chiede il presidente Zaia, ci sono evidenze
che facciano dire al governo e al ministro dell'istruzione che non si rientra a scuola. Vogliamo le evidenze scientifiche, magari loro sanno cose che noi non sappiamo, che è impossibile pensare o immaginare modalità di rientro. Ma allora, scrive sempre il presidente Zaia, dobbiamo pensare a cosa succede delle famiglie che devono andare a lavorare. Che aiuti avete in mente? Che servizi avete in mente? Ecco, questi sono i temi che dobbiamo trattare. Ma altro ostacolo sarà, Assessore, il problema della maturità o comunque degli esami di terza media. Anche lì ancora non si capisce che cosa accadrà e non manca tantissimo. Sì, esatto, anche in questo senso la rimanderei io a settembre il ministro, non lei, noi a scuola. Abbiamo fatto anche qui una proposta oggi in sede di nona commissione, abbiamo detto intanto che va fatto salvo l'anno formativo anche, cioè quello delle nostre scuole della formazione professionale, perché il ministro si era dimenticato che ci sono in Veneto 20.000 studenti che sono in obbligo formativo e non assolvono l'obbligo nelle scuole dello Stato, ma nelle scuole della regione. Quindi prima cosa tutte le regioni hanno deciso di spingere su questo, cioè avere chiarezza nella validità dell'anno, in come vengono fatti gli esami, come andranno fatti gli esami, anche per la terza media e anche per gli anni della qualifica della terza delle scuole professionali. Quindi le regioni oggi hanno chiesto e ribadito un incontro urgente con il ministro Azzolina, che non ci ha ancora risposto. Oggi però abbiamo allineato tutte le regioni, diciamo, sulle medesime richieste, anche per non farci dire dal governo, quando dice che c'è troppa autonomia nelle regioni, che le regioni non sanno muoversi insieme. Le regioni sanno e come muoversi insieme. È il governo che deve rispondere alle nostre richieste. Ed ora volevo leggervi una notizia che arriva da Venezia e che probabilmente è una richiesta che hanno fatto tanti cittadini. Le imbarcazioni sono utilizzabili per gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e per motivi di salute. Lo chiarisce il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto al sindaco Luigi Brugnaro, che ieri si era fatto portavoce degli interrogativi dei residenti nella città storica e nelle isole. Zappalorto sottolinea come non sia necessaria alcuna interpretazione estensiva della norma. Ciò che vale per i mezzi privati di trasporto sulla terraferma, auto, moto, biciclette, è applicabile anche ai mezzi privati di trasporto sull'acqua, quali sono le piccole imbarcazioni di diporto. Rileva l'uso delle piccole imbarcazioni da diporto può concorrere ad evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e quindi a favorire le misure di contenimento volute dal governo, confermato l'obbligo di avere con sé il modello aggiornato per l'autocertificazione. E questo dunque per la città di Venezia. Invece vorrei farvi vedere ora l'appello lanciato da Fiorello tramite i social che parla dei sessantenni. Sentiamolo. Salve, buongiorno, sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960, significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Grazie, gli auguri così, vabbè. E no, niente, adesso quindi i sessantenni non possono uscire, io non ce li ho ancora, quindi io in pratica dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire, ma noi sessantenni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa, per cui se dicono che i sessantenni devono stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio, siamo a rischio, siamo persone da proteggere, noi andiamo protetti, perché siamo un po' come il panda, come il cercopiteco, come il colibrì dell'Himalaya, siamo in via di estinzione, un attimo, attenzione, no, però non usciamo, dicono che non dobbiamo uscire, non usciamo, stiamo a casa. Vabbè che i sessantenni di oggi non sono i sessantenni di una volta, siamo molto più arzilli, diciamo così, però rimaniamo a casa. Io comunque dal 4 maggio fino al 15 un'uscitina me la farò, con la mascherina, con lo scafrando, col passamontagna, con la muta, con tutto. Io addirittura, pensate, levo il pesce rosso dalla boccia, levo l'acqua e mi metto la boccia del pesce rosso, così, in faccia. Quindi, amici sessantenni, rassegniamoci. Lo so che voi pensavate di essere ancora giovani. Non è così. Entriamo nella cerchia degli anziani a rischio. Quindi io mi rivolgo a alcuni amici che conosco, ad esempio Ligabue, non puoi uscire, manco tu, sappilo. Pensa a Baglioni, Venditti, questi proprio chiusi.
Vabbè, io rimarrò a casa, a meno che qualcuno non dica che no, i sessantenni posso uscire, dai, 61, 62, 63, dai, ok? Ciao, grazie. Più di una volta abbiamo ricevuto negli ultimi giorni delle chiamate da parte dei cittadini che ci chiedevano insomma di verificare i prezzi soprattutto delle mascherine che ovviamente in alcuni casi erano piuttosto alti. E la Guardia di Finanza di Verona ha denunciato proprio oggi a piede libero una persona perché si sarebbe resa responsabile di manovre speculative su merci per aver commercializzato oltre 350.000 mascherine con un ricarico tra il 200 e il 400%. Più in dettaglio i finanzieri della Compagnia di Verona hanno segnalato alla Procura della Repubblica Scaligera il titolare di un'attività commerciale operante proprio nel veronese che riforniva di mascherine sanitarie alcune farmacie della provincia, quindi veronese e di altre regioni d'Italia come Lombardia, Veneto e Sicilia. Le attività investigative hanno preso spunto da una mirata analisi di rischio rivolta ad individuare eventuali elementi di criticità tra i fornitori di farmacie per i suddetti dispositivi di protezione individuale. Quindi insomma purtroppo l'abbiamo verificato anche in altri casi, comunque i controlli ci sono da parte delle forze dell'ordine, quindi insomma si cerca di arginare. Ovviamente sono importanti anche le segnalazioni da parte dei cittadini alle forze dell'ordine per segnalare proprio eventuali ricarichi come in questo caso. Ed ora parliamo di scuola, ma dove? A Vo perché è, vi ricordate, il primo cluster veneto dove c'è stato il primo caso, il primo contagio da coronavirus. Cosa accadrà nella fase 2 per gli studenti e i bambini più piccoli? A Vaoganeo, quindi il primo cluster, nei 3 mesi dell'istituto comprensivo di Lozzo a Testino, le lezioni sono online da 2 mesi e si pensa già al futuro. Vediamolo. Una scuola diventata smart per necessità. A Vo, Lozzo a Testino e Cinteoganeo, 600 studenti divisi in 9 plessi e 33 classi. La didattica online è partita subito. Il comune di Vo, isolato per emergenze sanitarie, ha imposto un'accelerazione dei tempi e la scuola funziona. Dopo iniziali difficoltà adesso il 66% delle famiglie, parola di questionario, si dice soddisfatta delle lezioni ed ecco un possibile perché. Oggi meno dell'11% delle lezioni sono di tipo frontale, il resto sono collaborative e partecipate. Ad esempio ieri i bambini di terza primaria con Google Street View hanno fatto un'attività immersiva nel Palazzo della Ragione, quindi hanno costruito una loro città virtuale, Padova virtuale, quindi capisce che è un modo di fare lezione molto diverso. Hashtag esclusione zero. Questo è lo slogan lanciato dalla scuola perché i 600 studenti, grandi e piccoli, fossero tutti connessi. Stiamo cercando di riportare la classe dentro al computer, cioè di andare noi a casa loro, a casa di questi bambini e di portare la scuola. Intanto si pensa al futuro, da settembre probabilmente. La didattica a distanza però non è la scuola nella sua funzione educativa è altro, è relazione, è apprendimento che si costruisce con uno sguardo che non può essere mediato dallo schermo. Noi abbiamo immaginato un rientro su metà orario. Cosa vuol dire? Noi diciamo, invece di fare lezione 8 ore al giorno, una delle nostre proposte possibili è dividiamo tutto in metà, quindi rientro solo al mattino, e dalle 2 alle 4 stiamo chiedendo ai nostri comuni, al territorio, alle associazioni, ad altri genitori di utilizzare le buone pratiche che abbiamo, tipo l'Alto Atesino, le Taxmutter. Perché ha necessità di tempo pieno, l'idea di usare buone pratiche, una collaborazione coordinata con altre famiglie, il comune, le parrocchie, le associazioni del territorio. Per questo però c'è bisogno di autonomia, perché ogni istituto comprensivo è una realtà diversa. Lasciateci lavorare in autonomia significa che nel momento in cui loro ci diranno dal punto di vista della sicurezza, io parlo da dirigente scolastico, a quel punto devo garantire il distanziamento, devo dare 3 metri quadri devo chiaramente aggiornare il documento di valutazione dei rischi, cioè mi metto in ordine, però a quel punto certi aspetti io non posso non risolverli nell'unicità dei singoli istituti e dei singoli plessi.
E continuiamo a parlare proprio di scuola, perché arriva adesso una notizia dalla Regione Veneto che in vista della fase 2 intende avviare in via sperimentale la riapertura di servizi e scuole per bambini da 0 a 6 anni. Questo quindi è l'obiettivo del primo confronto tra gli altri degli assessori alla sanità e sociale Emanuela Lanzarin e alla scuola Elena Doranzano e l'ufficio scolastico regionale, gestori delle scuole statali, paritarie e private dell'infanzia. Al centro del confronto i bisogni dei circa 140.000 bambini under 6 che prima dell'emergenza sanitaria frequentavano un nido o una scuola dell'infanzia. I bambini sono i primi ad aver bisogno di uscire, socializzare, ritrovare i loro coetanei, ha premesso la Lanzarin, e i genitori per poter rientrare al lavoro devono risolvere in via prioritaria il problema a chi affidare i propri figli. Le scuole e i servizi per l'infanzia dovranno essere le prime a riaprire non appena ci saranno le condizioni epidemiologiche per riprendere la vita di comunità. Questa dunque la notizia che sicuramente farà anche felici i genitori di questi bimbi, perché il problema è un problema molto sentito. Ovviamente riaprono le aziende, ma i bambini devono rimanere per il momento a casa. Questa è dunque la notizia della Regione Veneto. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo in studio. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione straordinaria dei nostri notiziari. Abbiamo parlato di scuole, di aziende, adesso parliamo anche di accademie e teatri che comunque sono rimasti colpiti proprio da questa emergenza sanitaria. Lo facciamo assieme a Edoardo Fainello che vedo già in studio, in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera, non la vedo. Lei mi sente però? Io sento e mi vedo anche nella finestrella. Ok, allora, direttore quindi del teatro da Ponte di Vittorio Veneto. Sì, dell'Accademia Teatrale, certo. Eccomi qua. Ecco, Buonasera dunque, situazione teatri e accademie, insomma, una situazione difficile anche per voi. Sì, noi siamo chiusi dal 23 febbraio come da disposizioni e teoricamente dovremmo essere anche gli ultimi a riaprire, ovviamente per i problemi sanitari che ci stanno dietro. Diciamo che ci sono delle cose che stiamo cercando di valutare assieme anche a degli esperti su quello che potrebbe essere un'eventuale riapertura, non tanto dei teatri al chiuso, ma dei teatri all'aperto. Quindi diciamo un po' pescando dal passato anche del Veneto, ma quello che fanno anche a Londra oggi. Oggi a Londra tengono aperti i teatri all'aperto, chiedo scusa del gioco di parole, anche fino a novembre inoltrato. E chiaramente nei teatri all'aperto ci sono delle possibilità a livello di protocolli sanitari di mantenere delle distanze di sicurezza e di poter fare degli spettacoli diversi, quindi dei monologhi che non richiedono interazione tra gli attori o altrimenti spettacoli di tragedia greca che comunque per come erano stati strutturati non prevedono interazioni. Quindi le possibilità ci sono. E si sta muovendo qualcosa. Scusi, le chiedo solo se si può fermare solo un attimo, che abbiamo in collegamento l'ULSS 2 della Marca Trevigiana per delle notizie dell'ultimo momento proprio sul Covid. Vediamo se riusciamo a mandarli in onda un attimo. Seguito come solito, perché ne è necessaria la moglie, e dopo qualche giorno, se non sbaglio il 13, ci ha telefonato riferendo che dalla mattina aveva un po' di febbre. Noi è stato immediatamente intimato al signore di non recarsi nel nostro reparto, consigliando invece di recarsi al pronto soccorso per eseguire a sua volta un tampone per Covid, cosa che ha fatto ed è risultato positivo. Noi abbiamo di nuovo fatto partire una sequenza anticorpi, tamponi e così via anche alla moglie, che è risultata positiva. Entrambi sono stati il giorno stesso o il giorno dopo, il 14 se non sbaglio, dimessi dalla mia medicina e, come era giusto, mandati nelle malattie infettive dove sono attualmente seguiti in maniera del tutto perfetta. Quindi con anche le ultime notizie che ho sono in via di risoluzione entrambi. Quindi direi non è stata, come è stato scritto, una falla, ma è stata invece una dimostrazione assidua, perché abbiamo fatto ben 5-6 determinazioni di un'infezione che abbiamo ricercato con molta costanza nella signora stessa, e questo ci ha permesso di identificare dall'inizio l'infezione e di trasferire la signora in reparto di competenza in malattie infettive. Se ci sono delle domande,
sono qui a vostra disposizione. Se invece volete sapere un attimo, poi magari facciamo dopo, che cosa succede nei nostri reparti in questo periodo, questo è un tema che mi preoccupa molto, ve lo devo dire con estrema verità ancora una volta. Mi preoccupa perché è vero, stiamo migliorando, la situazione del Covid sta veramente migliorando, i casi si riducono, praticamente le rianimazioni si stanno svuotando e anche le intensivistiche respiratorie. Sembra quasi che il virus abbia una virulenza molto più bassa in questo periodo. Ma la virulenza permette anche la presenza di molti casi asintomatici. Questo è un pericolo soprattutto per gli internisti come noi che ricoverano tutti i giorni decine e decine di pazienti nelle due medicine con le più svariate patologie. Allora, mentre è semplice identificare un paziente che è un classico esordio da Covid-19, impegno respiratorio, dispnea, febbre e così via, e quindi identificarlo e farlo una diagnosi rapida col tampone, di solito questi pazienti che sono acuti, hanno alte cariche virali, quindi si trova il tampone quasi sempre positivo, meno facile invece quando ci sono delle presentazioni atipiche. Questo succede quindi che a volte siamo costretti a ripetere 1, 2, 3 volte il tampone perché non siamo convinti della negatività della situazione e dopo 1, 2, 3 volte troviamo la positività e immediatamente trasferiamo il paziente in altra sede, malattia infettiva ovviamente. Questo perché mi preoccupa? Mi preoccupa perché non solo nel nostro ospedale ma in tutti gli ospedali, ho parlato anche recentemente con colleghi della medicina interna di Genova, della medicina interna di Napoli, della medicina interna di Verona, proprio avevamo un concorso, ne abbiamo parlato assieme. Succede che vi sono degli esordi che non sono tipici del Covid in questo periodo. Non so, una pancreatite, una diverticolite che dopo qualche giorno sviluppa un impegno respiratorio e si dimostra la presenza del virus. Ed è per questo che è un quadro che secondo me mi preoccupa, perché questa diffusione del virus a bassa virulenza dà in pratica una situazione di possibili infezioni, quindi una nostra attenzione massima. Quindi abbiamo studiato un protocollo che prevede tutti i pazienti che vengono ricoverati nell'ospedale di Treviso, nel nostro pronto soccorso, vengono sottoposti a un tampone, a una ricerca degli anticorpi IgG, IgM, a una lastra del torace. Se c'è del dubbio diagnostico vengono subito avviati a una TAC ad alta risoluzione a strato sottile e nel caso ci fossero ancora dei dubbi la nostra collega pneumologa fa la consulenza e attraverso un broncoscopio di solito monouso viene eseguito un broncolavaggio, cioè si va giù con questa sonda, si mette dell'acqua, si recupera attraverso una seconda via e poi si manda ad esaminare alla microbiologia per ricercare la presenza del virus. Quindi... Dunque avete sentito le parole del primario di medicina dell'ospedale di Treviso, Carlo Agostini, che appunto parlava di come era stata gestita l'emergenza nel reparto di medicina, l'emergenza Covid-19. Ovviamente altre notizie, l'aggiornamento di quanto sta dicendo ora il primario proprio nel corso del nostro telegiornale di Treviso, nel corso dell'edizione straordinaria di questa sera condotta dalla nostra Anna De Roberto. Quindi ora ci ricolleghiamo invece con Edoardo Faianello. Ci siamo interrotti, intanto mi scuso. No, figuriamoci, anzi, interessava anche a me. Ecco. Dunque, stavamo parlando appunto della situazione teatri e situazione accademia, insomma una situazione veramente difficile. Sì, è una situazione appunto difficile, complicata, però come dico sempre ci sono due modi di reagire. Uno è quello di piangersi addosso, però questo sappiamo benissimo che per noi veneti è completamente fuori discussione, oppure c'è quella di cercare delle soluzioni. E delle soluzioni chiaramente devono essere precise, devono rispettare degli standard molto alti. Questo perché una cosa che magari il pubblico, a cui magari sfugge questa cosa al pubblico, ma per noi, noi senza pubblico non possiamo lavorare. Cioè non siamo gli attori di televisione o di cinema che comunque hanno dei canali diversi. Per noi il rapporto col pubblico è fondamentale, quindi è chiaro che se
troviamo dei protocolli, troviamo dei sistemi per riaprire soprattutto i teatri all'aperto, che sono sicuramente molto meno pericolosi dei teatri al chiuso in questo momento. E chiaramente poi le persone sono sedute, quindi la distanza di sicurezza devono mantenerla per forza, non è che possono spostare le sedie, e con un'eventuale misurazione di temperatura all'ingresso si possono fare un sacco di protocolli. È chiaro che in questa maniera qui noi possiamo far tornare il pubblico, che ne ha un sacco bisogno, soprattutto quando ci sarà la fine di questa quarantena, ma soprattutto fare in modo che il pubblico sia sicuro, che il pubblico si senta sicuro, perché è nel nostro interesse fare in modo che il nostro pubblico sia protetto il più possibile. E quindi, ripeto, c'è una crisi, è grossa, però questa crisi forse ci può anche far capire come ripartire, come reinventarci. L'abbiamo sempre fatto dal teatro greco in poi, quindi riusciamo a farcela anche questa volta, sono abbastanza fiducioso. Poi adesso c'è un decreto che ha annunciato il ministro Franceschini, che è molto interessante, che potrà dare un aiuto alle compagnie professionistiche un po' di tutta Italia, e sono molto fiducioso in questo. Ecco, cos'è che vi aspettate per il 4 maggio o pensate più avanti? No, io credo per il 4 maggio sia un po' prematuro parlare di qualsiasi tipo di riapertura, ma credo che sia anche normale. Io quello che mi auguro è intanto che quest'estate possano riprendere i corsi estivi per i ragazzi e per i bambini, che quello è fondamentale. Quello è fondamentale come aiuto per le famiglie, da un certo punto di vista, ma soprattutto per i bambini e per i ragazzi che sono stati 2 mesi fuori da qualsiasi contatto, e sappiamo benissimo che è l'età in cui il contatto e la vicinanza con gli altri è fondamentale. Quindi speriamo che quest'estate, come dicono moltissimi esperti, il virus comunque abbia un'inflessione che ci permetta comunque di riaprire almeno queste cose qui. Dopodiché io credo che si può parlare di qualcosa da organizzare all'aperto nel momento stesso in cui vengono pubblicati i protocolli, per esempio per le spiagge. Nel momento stesso in cui ci sono dei protocolli per le spiagge, ecco che alcune manifestazioni all'aperto, che non abbiano più di tanta gente, quindi non possiamo parlare di un concerto da 3.000 persone per forza, se noi abbiamo dei protocolli del genere da seguire, si può chiedere appunto all'ULSS, si può chiedere alla prefettura se con certi standard si possono riaprire certe attività, ripeto, all'aperto. Questo si potrebbe fare. Quindi non più teatri all'interno, ma teatri all'esterno? Assolutamente, anche perché le rassegne all'aperto estive qui nel Veneto ce ne sono tantissime, e soprattutto, come dicevo prima, noi veneti siamo molto precisi su certe cose. Se ci dicono che è necessario avere certi protocolli, lo facciamo, esattamente come quando sono entrati i protocolli di emergenza dopo il problema che era successo a Torino, che ha cambiato tutti i protocolli di emergenza dal punto di vista di antincendio e altro, e ci siamo adeguati immediatamente. Non vedo perché non riusciamo ad adeguarci in questo sistema. Qua in Veneto abbiamo dimostrato che siamo preparati, possiamo farlo. E il lavoro che ha fatto il presidente Zaia con il team di esperti che l'ha consigliato è stato straordinario. Abbiamo dato un esempio un po', non dico in tutta Italia, ma mi permetto anche di dire in tutta Europa, e quindi credo che anche per rispetto del lavoro che è stato fatto è giusto che noi pensiamo di riaprire, ma facendolo con una certa sicurezza, e secondo me si può fare senza grossi problemi, anzi potremmo essere un esempio per gli altri. Ecco, si parlava anche non una fase 2 ma anche di una fase 3, quindi di un ritorno probabile del virus in settembre-ottobre. Quindi comunque dovrete pensare proprio ad un modello diverso, nel senso di strutturare, attrezzarvi anche per fare eventualmente appunto ricominciare a riaprire le porte dei teatri, però in sicurezza. Certo. Allora, secondo me è fondamentale pensare in 2 strade. Cioè è fondamentale avere un piano A e un piano B. Il piano A è sicuramente quello che dice che probabilmente il virus in autunno torna, e il piano B è quello di prendere questa parola probabilmente e tenerla da parte, nel senso che è giusto pensare a un protocollo per un eventuale ritorno del virus, ma è giusto anche non stravolgere dal punto di vista architettonico completamente le cose, perché poi si rischia di andare a buttare via lavoro per niente. Quindi secondo me una cosa intelligente da fare è avere già 2 protocolli pronti. Nel momento stesso in cui succede una soluzione A si ha il protocollo A, nel momento in cui si ha la soluzione B si ha il protocollo B, e si ritorna tra virgolette più o meno come prima. Credo che non ci siano grossi problemi, e ripeto, anche dal punto di vista dell'interazione degli attori sul palcoscenico, per un primo periodo si cercherà di trovare modalità recitative diverse, e si può assolutamente. Secondo lei è mancato qualcosa a livello culturale
Hanno fatto poco? Allora, io non dico che è stato fatto poco, dico che è stato fatto poco negli ultimi 50 anni, quindi è normale che sia stato fatto poco in questo periodo. Indipendentemente dal coronavirus? Sì, i problemi c'erano anche prima del coronavirus, anche perché basta guardare poi le trasmissioni televisive nei media nazionali, nel mainstream, come si dice, si parla tantissimo del calcio, si parla tantissimo dello sport, si parla del cinema, ma il teatro sembra quasi non venga nemmeno mai pronunciato. E quando se ne parla, si parla di teatro in streaming, teatro in televisione, ma quello non è teatro, è un'altra cosa, insomma, cioè ben venga, ma voglio dire, Rai Play, Rai 5 ha sempre mandato in onda spettacoli teatrali da sempre, con un discreto anche seguito, ma quello non è teatro, il teatro è un'altra cosa, insomma. Tra l'altro mi dicono che dal vostro teatro sono usciti anche attori famosi. Sì, diciamo ci vantiamo di aver tirato su, diciamo, la Veneta dei ragazzi che oggi lavorano regolarmente in televisione e al cinema. Sì, questo ci riempie di orgoglio, questo dipende dal tipo di didattica che abbiamo sempre usato, che si appoggia di più alle scuole inglesi che a quelle italiane, nel senso che la scuola inglese non fa differenza tra la recitazione teatrale e quella cinematografica, è una scuola a tutto tondo e quindi poi i ragazzi che da noi studiano teatro si ritrovano molto agevolati nel poter andare a fare dei provini per il cinema e la televisione e di solito vengono presi. Ecco. Tornando a parlare invece del coronavirus, se dovesse lanciare un appello al governo, adesso ci sarà questo decreto, poi ce ne saranno ovviamente altri, che cosa chiederebbe? Allora io chiederei, ed è la cosa fondamentale, di prendere in considerazione tutti i casi. Ecco, una cosa su cui è mancato questo governo e le istituzioni in generale è parlare a tutti, perché in realtà si sono occupati di certi ambienti, di altri non si sono occupati. Hanno dato indicazioni per certi tipi di aziende, ma non, faccio un esempio, il mondo, l'universo delle associazioni culturali e di tutto quello che sta dietro alla cultura, che non solo sono i musei e i teatri, ma c'è un mare di centinaia di migliaia di persone che ci lavora dietro, non hanno mai avuto una parola né di indicazione. Non dico di conforto, perché magari in questo momento il conforto non è che ci serva, ma né nessuna indicazione né nessuna, non dico promessa, ma almeno una visione a lungo termine. Ecco, non ci è stata data nessuna visione a lungo termine e secondo me su questa c'è stata una grossa mancanza. Per carità, capisco le difficoltà, capisco che siamo 60 milioni di abitanti, capisco che ci sono anche cose più importanti, io non lo nego, però chiaramente tenere le persone appese per un filo non è... Diciamo è difficile rimanere appesi a un filo, ecco, non sapere cosa succederà, perché poi ogni giornale decide di lanciare la propria ipotesi. I teatri riapriranno a settembre, no a dicembre del 2021, quindi ovviamente ogni parola che noi sentiamo è una coltellata continua, insomma. I cittadini vi chiedono di riaprire i teatri, di poter tornare? Soprattutto, e qui mi si scalda il cuore, soprattutto le persone più anziane, perché noi ci vantiamo di avere un teatro che parla a tutte le età, dai più giovani, e ci vantiamo molto di questo, abbiamo raccolto tanti giovani tra il nostro pubblico, ma soprattutto le persone anziane che sono di famiglia, è un pubblico a cui vogliamo bene, che ci vogliono bene, e ci hanno scritto in questi giorni, è stato bellissimo, ci hanno detto non vediamo l'ora di tornare, Edoardo fai qualcosa per riaprire, fai come sai fare tu, quindi chiaro io non posso fare l'impossibile, però questo ci mantiene l'umore alto, ci fa venire voglia di trovare soluzioni e soprattutto di, come dicevo prima, cercare dei protocolli veramente sicuri per fare in modo che non torni il pubblico, ma che possa tornare anche il pubblico di persone più fragili e magari immunodepresse, perché è fondamentale pensare a tutti e questo secondo me è la sfida grossa che l'Italia si trova ad affrontare, pensare a tutti. Siete quindi in attesa ormai, come ultima domanda era questa, ormai vi state comunque organizzando per questa eventuale ripartenza anche voi? Assolutamente, dobbiamo essere pronti, non possiamo aspettare, dobbiamo essere pronti e anche propositivi. Infatti noi abbiamo già proposto, abbiamo già mandato appunto, già parlando con degli esperti virologi e adesso stiamo approntando un protocollo da presentare chiaramente sia al Comune che alla Regione per dimostrare cosa saremo in grado di fare, mantenendo distanza di sicurezza eccetera eccetera, e quindi siamo propositivi. Dopodiché una volta che noi abbiamo presentato le nostre proposte, da lì aspettiamo un via, però almeno se vedono che c'è una proposta e che la proposta è una proposta intelligente, che come prima cosa
alla salvaguardia dei protocolli sanitari, credo che questo venga anche apprezzato. Non siamo qui che aspettiamo, siamo qui che proponiamo e aspettiamo eventualmente un via, ma al via bisogna essere prontissimi perché lì si farà la differenza. Grazie davvero per essere stato con noi, grazie anche di averci parlato di un lato diverso di questa emergenza, perché ovviamente si parla di aziende, si parla di scuola, ma c'è anche questa che è un'emergenza, insomma la riapertura, perché la vogliono anche i cittadini dei teatri e delle accademie. Grazie davvero. Grazie a voi di averci dato voce. Grazie. Grazie, buona serata. Siamo quasi al termine, non so se riusciamo, chiediamo alla regia se è possibile, no, se è possibile magari poter vedere un servizio che riguarda l'Università di Padova con il dottor Foresta, che ha parlato di una ricerca proprio per conoscere meglio il coronavirus. Se è possibile magari mandarlo in onda. Uomini, donne e coronavirus. La partita finisce in parità se si parla di diventare positivi. Diverso invece l'andamento della malattia. A spiegarlo è Carlo Foresta, ordinario di endocrinologia dell'Università di Padova. Che ci siano delle differenze di genere lo notiamo già seguendo l'andamento epidemiologico delle conseguenze di questa infezione. Le forme più gravi dell'infezione da Covid interessano per il 60-70% uomini e per il 30-35% le donne. Quando il virus arriva nel polmone, per sviluppare la malattia deve prima ancorarsi, poi penetrare nella cellula. Il passaggio avviene per effetto di un enzima. Questo enzima è un enzima che è regolato dal testosterone. Le donne hanno meno testosterone, anzi non ne hanno quasi affatto, ne hanno molto poco. Per cui è verosimile che la prevalenza di positività al Covid non sia diversa tra uomo e donna, ma è la gravità della manifestazione clinica che caratterizza l'uomo in modo diverso dalla donna. Sulla base di questi studi si sta cercando di capire l'efficacia di alcuni farmaci impiegati nel controllo di tumori prostatici. Per quanto riguarda una possibile trasmissione per via sessuale, invece. Per ora non c'è nessuna prova ed è stata cercata. Hanno cercato il virus nelle biopsie di soggetti infettati, hanno cercato il virus nel liquido seminale, non l'hanno mai trovato, e ad oggi mi risulta che non l'abbiano neanche mai trovato nel sangue questo virus. Siamo arrivati al termine di questa edizione straordinaria, quindi vi do appuntamento fra pochi minuti per l'edizione invece veneta dei nostri telegiornali. Grazie davvero per averci seguito e buon pomeriggio.